Ascora qui non t'avia stella e l'ora di Uga, e l'ora Campara, perché Ascora qui è l'ora di Zabianto. allez giughiamo. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, non via Stella, contento di ritrovarvi come tutte le sere a 6:30. E Mula Giuga ai Sabiantoni, a squadra di Liceo Paolo Vincenzini, Pierre-François Marchiani, Gisè Budurchini, Laura Riva, salute. Salute. Come andiamo? Vabbè. Ça va? Benissimo. Felice di seguire. Anche io. Guarda che mi parla appena di una città scolare di Montesoro. La città scolare di Montesoro è stata creata nel 1971 e è la più grande struttura scolare di Corsica. Comporta due stabilimenti, il liceo generale tecnico Paolo Vincenzini e il liceo professionale e ostiero Fred Scamaroni. Trattato circa 1900 elevi che fanno formazioni proposte, formazioni iniziali e scolari per l'imparare la pratica, da UCAP a UBTS. C'è anche una licenza di contabilità e il y a di noi Ugreta di Ugismonte. Pierre-François sa tutto, Ha lavorato, come moi. Buon professore, potete dare una nota, no? 20 sur 20? Hai 29, 19. 19. 20 sur 20, on è alla tele, Allez, 20. E chi la giuga stasera contro un gruppo, l'altri, Puletti Sciacamana, Ioanne Lazzoni, Pedro Filippi e Petro Paoli Lorenzi. Salute. L'altri se ti voglio. Simone, Di un gruppo di musica. di musica di più rock. Rock. Rock nostrale, rock internazionale. Rock appena di tutto, nostrale anche inglese o francese. Ma cantate corsi di nuovo? E nostre composizioni sono corso. Ah bon? E poi la seconda giorno sarete nanto un libro fatto da Patrizia Gattacega, perché mica. Perché mica? Perché Patrizia Gattacega è messa piantona a me, Puletti Sciacamana, per piacere. Salute. Stasera cominciamo a giocare ancora a raffica. Allora, conoscete i giochi, potete pigliare 20 punti. Ci vuole rispondere il più presto possibile. Allora, prima domanda. Oui. Chi attore gioca il proprio ruolo in Looking for Eric, un film di Ken Loach, in 2009? Cantona. No, avete picchiato e poi dopo aspettate, mi volto e dite. Allora, la retta risposta? Eric Cantona. Eric Cantona, risposta buona, 20 punti. Cantona che venia in aiuto mi barra un postiero di Manchester in piena depressione. Ecco. Bagni puntinchi, assegnalati per reumatologia. Si parla di bagni di... Ci le picchiare questa risposta. Allora. Tra bagno e guagno c'è tanta differenza. I bagni di guagno. Risposta 1. Et moins fort le soufflage, je l'entends d'ici. Fora di amina. Che oggetto è indispensabile ai scolari per tracciare un cerchio? Infine. Per fare un cerchio. Un passo. Un passo, le compas. C'est bien tourné en rond. Risposta 1. Allez. Ma elli sono lettare. Ah, è per Dunque, questo. sapete, i compassi sono lontano, Dite la buco. Bon, ci resta due domande di sta raffica. Allez. Beh, musica, giusto appunto, te. Bruno Nicolini è un nome di battesimo di... Cantarino. Francese. Chi
Chi è un nome di scena di Bruno Nicolini? d'origine corsa. Benabar. Benabar. Risposta buona. Questo vi attuale, L'ultima domanda di Saraffica. Sono tutti i corsi. Ah. Chi sulla spagnola è conosciuto per essere a Mecca di Nutambuli? Ibiza. A chi stai posando si sa? Risposta buona, Ibiza. Siete già andati o no? No. Bon, tutte case avete preso 20 punti, ma per avere Montesori in testa un coup 80 punti, bravi! Allez, giughiamo a Varia Via. Una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi pongo una questione per ascoltare Patrizia, vi faccio tre proposte e ora cominciare anche voi. Prima domanda e poi dopo ascoltate le proposte di Patrizia. La Viera di Reno è consacrata a... Allora, Sant'Alesio, Sant'Eovalo o San Rocco? San Rocco. Senza riflettere, San Rocco. Risposta buona. San Rocco di agosto, subito dopo Santa Maria. Ecco, tocca a noi. Parliamo di storia. Te, chi trattato firmato in 1919 faceva i combatti tra Francia e l'Alemagna durante la prima guerra mondiale? Allora, seria o Trattato di Sèvres, o Trattato di Udrianon, scusate, o Trattato di Versailles. Dunque, Qual è che risponde? Dai, rispondi. Allez, vas-y. vabbè. Sai. Non hai mica pas bisogno. besoin. Il trattato di Versailles. Versailles. Risposta buona. Di sicuro l'armistizia inudigio ma o trattato zivrado inudigeno. Dopo l'astri diranno o trattato dunque di Sèvres era quello di a Francia con l'Odomani e o trattato di Udrianone era quello di a Francia con l'Austria-Ungheria. E dunque era il trattato di Versailles. Ci vuole trovare un nome completo di l'opera di Vigorette. Raon. Raon, le fils des âges farouches, Raon, le fils des hommes farouches, ou Raon, le fils des hommes qui louchent. Oh, j'ai un doute. Bon, j'ai une chance sur deux. Hein. Allez, âge. Âge. Ça vous plaît pas les hommes qui louchent, non? Raon, le fils des âges farouches, risposta buona. Una vigoretta vecchia, posto che è stata creata in 60 anni, dunque Raon dirà un uomo di abri storia, biondo, grande, bello, che aveva a collo una zanna di leone o di tigro. Allez, l'ultima domanda di Savaria Via. In che paese è nato l'autore Gian Giuseppe Franchi? Allora, Gueasano, e Visa, Ambiegna o Lobigna. Rispondi Lubigna. L'Aubignan. L'opinion. Parecchio no hasard. C'est l'opinion de, studiamo c'est l'opinion de Giuseppe, risposta buona. Giuseppe, allora, dici due parole in Franchi, così che appena... Gian Giuseppe più. Giuseppe, Gian Giuseppe Franchi, autore maior contemporaneo, che ha scritto parecchi affari, ha adattato, penso soprattutto al dottor Knock, l'ha tradotto un corso, e poi Esovole, che lui dà da famiglia, che l'ha chiamato Evole di mamma, e poi sentiamo spesso nella RCFM, c'è diritto a fare pubblicità per... Di sicuro? Bon. E partecipai all'emissione di Te Ostra. Di Te Ostra, di un nostro amico Giancarlo Marsili,
che l'aiuta e che la folla con tanto talento. Risposta di Sapientoni, con questa risposta tetta 120 punti, bravi, 60 punti per gli altri. Non ancora gonfia la farra ospitati. Posto qu'ils sont à chaque amana, tiens, ça va être le petit clin d'œil de la soirée. On a beaucoup de jeunes, hein, ça fait plaisir de voir les collégiens qui viennent nous rejoindre régulièrement. Ci sono quelli di Santa Maria Zighe e di Betreto. On peut vous applaudir, merci. Et giughiamo a Trapua. C'è da chi piassi qualche punti, ancora a Trapula. Abbiamo da cominciare anche voi, posto che per ora siete appena in daretto, No, ma appena c'è, tutto va bene. Allora, una Trapula in musica, Sono musicanti. Avete capito? Sono musicanti, gli piace il rock, avete capito? E so parecchi a sapere chissà qui, vi dico, E buona qual era il primo gruppo a giocare rock in lingua corsa? Questi sono stati i primi. Io penso a Ciadevoda, penso che li sorelle. È difficile. No, giusto una seconda. Ha già letto un libro di Badriglia? No, una seconda. On vous entend bien. Ne changez rien. Voilà. Dunque. No, come noi vedremo di leggere l'eccellentissimo libro di Patrizia Cartagena, sappiamo, pensiamo, Ciadevoda. Ma lei un po' non ha mica sapere. Ma io sono troppo vecchio, si deve. Mica pone le mie questioni così. Ciadevote, la risposta è buona. Bravi. Ciadevoda, con Maria Angela Geronimi, con Pedro Vandacci, con i Barigi, eccetera. E zigarette me la giù lasciate con là. D'altronde o Bastizzo è stato ripiato da Ivaran un'epoca di anni dopo. Anche un'epoca di glaçon. Anch'io ripiglio un pasticcio, Se volete. Il y en a deux qui suivent derrière. Ma qua c'è una trappola, oui. Tanti sono stati simpatici, ma chissà qui. Allora, non ti facciate di a casa a Batti, all'entrata di un quartiere di Saint-Dizier, in Bastiglia, sono rappresentati parecchi personaggi in ingannauti, en trompe-l'œil. Cittadini a un manco 3. Mettimone due, per far allez. piacere, sono in ritardo. Io Bastiglia, sai. Allez, c'est cadeau, allez. La me, no. Aucune idée. C'est à l'entrée de la maison à Batti. Bon. Quelques personnages célèbres de Bastia, provate. Emil Zuccarelli. Allora, Giuseppe, quale Giseria, un autore forse conosciuto, no? C'è o manco Salvatore Viale che voi conoscete, no? Dunque, Invece, c'è quale c'è? Dunque, c'è Salvatore Viale. Viale. Bon. Per ora ne siamo a 60 punti. Un basta mica, poi passare davanti, sono sempre in testa. Ma attenti che ora è una giocata a sciappacapo. Allora, e la prova di trovare stasera un personaggio. Allora, 5 indizi e cominciamo per 60 punti anche sul primo indizio di Patrizia. Allora, è spesso ironica Uida, dando me, soprattutto e ombe, che hanno brugato a morte di un moviolo. La vie est parfois ironique. C'est de chez moi qui sont partis les bons. Vous laissez mon fils sur le carreau. L'era au vio. Bombe. Avete mica un'idea? Allora, un altro indizio per 50 punti. Un principe lo campava nanta una pianeta deserta. E io di no, ha campato in un deserto. Abbiamo vissuto scontrare Saint-Exupéry che abbiamo anche assai in comune. Beaucoup de points communs avec Saint-Exupéry.
Le Petit Prince vivait sur une planète déserte. Moi, j'ai vécu dans le désert. Donc, j'aurais pu aussi rencontrer Saint-Exupéry. Un aviatore. Quelques passions en commun. Se te un'idea, fate una proposta. Roland Garros. Roland Garros. Il n'y a ni jeu, ni set, ni match. Un altro indizio. Bravo, ben agganciato. Est-ce qu'on peut à cette heure-ci, hein? Un altro indizio. So scalado, all'ispensato andeu deserto, adiu trascorso tempo coi beduini. Certi dicono che mi sono innamorato di una bella idea di un deserto e che la mi aveva dato un figliolo che fu piuttosto scomodente. Pas Laurence d'Arabie. C'est ce que je pense. Demande. Se te un'idea, picchiatelo un tuffo. Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, no, un Migaello. Fa 30 punti, eh? Lasciando Avezzani, mi sono inteso crescelale. Più tardi sono diventato capitano e in un paese contatto da Regina e Bruno hanno immortalizzato e mo vittorie. Sarebbe mica un Gurunello Preziosi. Alberti uso nome. Risposta buona. Fatti buono. È nato in 15 anni e dunque di aviatore capitano dell'aviazione per tutto per una missione in Africa, è stato usato avione, è stato piato un mira in 40 e dunque l'avione se ne fa là, dove lo se ne è sortito, i beduini l'hanno raccolto, ha trascorso un certo tempo con elli e pare che qui avrebbe avuto dunque suo figliolo, Muammar Gaddafi, con una donna di attributi beduini. Dopo è ripartito in missione, ha vinto, ha avuto parecchie vittorie e poi dopo si è fatto dunque tomba in volo sopra Russia mi pare in 43. Dunque sull'Anzara c'è una Berteiavasa che porta il suo nome e dunque da qui si erano per tutte le bombe che hanno che si sono lampate in questo gombio che c'era anche. O su violo, C'è una leggenda. O leggendo realtà non si sa mica. Ma chi è vera che si assomigliavano i mondi? Allora, forse c'è qualcosa. Non c'è fumo senza rosto. No. Puletti Sciaccamanà, un gruppo l'altri. Ma i nostri sapientoni stasera hanno 210 punti, so, professore 11 anni di Montesoro, bravi. Allez, regali, fa tutto il mondo. I nostri vincitori hanno dato delle idee belli libri grazie al Journal de la Corse e fa belli regali che azogarta privilege l'invitation baleule in Corsica e in continente. L'altri hanno dato dell'ICA con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, basterà stasera, bravi al liceo Paolo Vincenzini stasera e al gruppo l'altri. Puletti Sciaccamanà, se due belle squadre, a ringraziare Patrizia. Tanti bagi. Volete giocare con noi e volete essere in un pubblico, andate pure sul sito sapientoni.tv o allora andate nella pagina Facebook o chiamate la produzione e ci ritroveremo da qui a poco per avere l'informazione. Non via Stella, ciao! Vieni.